Sì, secondo certo, dare la priorità all'accoglienza, però a un certo punto l'accoglienza deve essere anche assistita, cioè devono essere più tutelati, hanno bisogno degli loro enti, del lavoro, della casa e qui insomma sono discorsi molto da approfondire. Qui non stiamo parlando di accoglienza, qui stiamo parlando di schiavitù 3.0. Nel 600-700 si andava a prenderli a casa loro e si portava in altri paesi. Nell'800-900 siamo andati a casa loro a colonizzarli e adesso siamo arrivati al meraviglioso mondo del li facciamo venire qui a loro spese. Sì, essere accolti ma anche ridistribuiti fra i vari stati europei. te. Qual è la priorità? Le bollette, il sopravvivere. E i migranti? I migranti, voglio dire, se non... Per me, io accetto tutti, basta che non portino criminalità, se si danno da fare riusciamo a collocarli anche nel mondo del lavoro, ben venga. Manodopera manca, quindi. Come priorità penso che il problema migratorio sia un problema importante. Comunque se lo mettiamo un gradino sotto alle bollette è un gradino sotto. Non è che tutto il mondo può stare dentro l'Italia, dentro il Veneto, mi spiego. Cioè se c'è il posto ci deve essere a monte, cioè creiamo opportunità per queste persone, che sia qui oppure che sia lì, dal posto in cui vengono, secondo me. Quindi dobbiamo fare in modo che si sentano liberi di stare dove vogliono stare.